Dal voto di sabato e domenica in Sicilia ne esce vincente Forza Italia. Un dramma infinito quello dei morti in mare, altre salme recuperate e trasportate a Porto Empedocle. Oggi è la festa della Marina Militare. Cerimonia ad Agrigento a 100 anni dall'uccisione di Giacomo Matteotti. Si esibisce a Roma e canta per Papa Francesco il coro di Graziella Fazzi. Per lo sport, torneo in memoria di Tonino Butera. A Akragas oggi si parla di futuro. Benvenuti su TVA Notizie. Apriamo con le elezioni europee. Il sogno liberale di Silvio Berlusconi si rafforza in Sicilia, dove Forza Italia si colloca al primo posto davanti a Fratelli d'Italia. Forza Italia davanti a Fratelli d'Italia. La Sicilia esprime un voto che porta avanti il sogno liberale di Silvio Berlusconi. Il dato segna un importante avanzamento del centrodestra moderato ed è Tamaio a primeggiare su tutti, facendo il pieno di voti, 106.000 le preferenze che praticamente confermano le previsioni della vigilia e che aiutano Forza Italia a mantenere il primo posto in Sicilia. Adesso si guarda alle future elezioni nazionali e regionali, con il risultato, quello appunto di Forza Italia, che va sicuramente considerato. Adesso vediamo chi sono gli eletti in Sicilia. Sono due di Forza Italia, Edi Tamaio e Marco Falcone. Se uno dei due rinuncia, subentra Caterina Chinnici. In Fratelli d'Italia la prima eletta è Giorgia Meloni, seguono Giuseppe Milazzo e Ruggero Razza. La Presidente del Consiglio dovrebbe però rinunciare. Per il PD andrà a Strasburgo Giuseppe Lupo. L'unico seggio per la Lega è di Raffaele Stanganelli. Per il Movimento 5 Stelle l'eletto è Giuseppe Antoci. Per Alleati Verdi e Sinistra al Parlamento europeo andrà l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Adesso vediamo nel dettaglio con Arturo Cantella i voti ottenuti dai candidati agrigentini. Vediamo ora in dettaglio le preferenze ottenute dai candidati agrigentini all'europeo. Il più votato è stato Pietro Bartolo del Partito Democratico. Il medico di Lampedusa ha superato le 44.000 preferenze. Un buon risultato che però non dovrebbe garantirgli l'elezione al Parlamento europeo, in quanto è preceduto da Giuseppe Lupo con oltre 50.000 voti. Margherita La Rocca Ruvolo, coordinatrice provinciale di Forza Italia, deputata regionale e sindaco di Mandevago, conquista 28.000 preferenze, di cui 16.000 ottenute nella sola provincia di Agrigento. Un buon risultato, ma che non basta. Il candidato della DC di Totò Cuffaro, Massimo Dell'Utri, ha ottenuto 65.000 preferenze, che lo colloca al quarto posto della lista di Forza Italia. Per Fratelli d'Italia, la candidata Giusy Savarino, deputata regionale agrigentina, ha ottenuto poco più di 20.000 preferenze. Non viene riconfermata l'uscente europarlamentare Annalisa Tardino della Lega, già coordinatrice regionale. La Licatese ha ottenuto meno di 20.000 preferenze. Infine, per il Movimento 5 Stelle, la candidata Antonella Di Prima di Sciacca ha preso 17.391 voti, mentre Alfonso Laimo, candidato con Alternativa Popolare, ha incassato appena 437 preferenze. Come avete sentito dai titoli, ancora salme di migranti a Porto Empedocle recuperate in mare. Un dramma infinito, così come infinite sono le chiacchiere su come porre fine a queste tragedie. Arturo Cantella. Prefetto, in arrivo altre 13 salme, purtroppo di immigrati qui a Porto Empedocle. Ci sarà ancora una salma che arriverà nei prossimi giorni, una bambina purtroppo, molto piccola, che addirittura, a quanto sembra dagli accertamenti medici, è morta di stenti durante il tragitto, vuol dire che sostanzialmente non aveva cibo,
che è un pensiero orribile, non è che le altre morti siano migliori, per carità, però pensare che addirittura questi viaggi siano così pericolosi da non avere a bordo nemmeno il cibo necessario, i liquidi necessari per poter affrontare 2 o 3 giorni di navigazione, insomma, significa veramente che questi migranti sono nelle mani di trafficanti senza nessuno scrupolo. Abbiamo già assistito negli scorsi mesi, per esempio, a partenze con condizioni climatiche avverse che fatalmente hanno causato dei naufragi. Io vorrei sottolineare il fatto che comunque il nostro Paese, nei limiti del possibile, fa quello che può, anche per chi ormai purtroppo non ha più bisogno di grande aiuto. Abbiamo recuperato queste salme ai confini delle acque territoriali libiche, quindi molto lontano dalla giurisdizione italiana. Queste salme sono state recuperate da ONG e poi trasbordate a bordo di navi della Guardia Costiera, alla quale va ovviamente il nostro plauso, e verranno seppellite tutte in cimiteri o di questa provincia o delle province vicine. Ancora una volta Porto Empedocle accoglie purtroppo le salme di tante vittime morte nel Mediterraneo. Purtroppo anche oggi assistiamo a questo stillicidio nel Mediterraneo, proprio durante un giorno di votazione per il rinnovo della Comunità Economica Europea. Queste salme speriamo che rappresentino un monito per chi sarà eletto, per fare in modo che l'Unione Europea possa finalmente affrontare il problema nella sua interezza e per cercare di trovare una soluzione. Non è più possibile, si continua ancora ad assistere allo sbarco non di persone che scappano dalle guerre, ma purtroppo di salme che vengono portate e prese in mare e quindi portate sulla terraferma. Ormai siamo stanchi di assistere a questo stillicidio, speriamo e ci auguriamo tutti che questo nuovo Parlamento Europeo affronti con serietà e con grande decisione il problema migranti, un problema serio che investe l'isola di Lampedusa, investe il Mediterraneo, investe la città di Porto Empedocle. Ennesimo arrivo purtroppo di salme qui a Porto Empedocle. E purtroppo è l'ennesima tragedia che si consuma nel nostro Mediterraneo. Purtroppo non stiamo vivendo un buon momento, visto dove ti giri e ritrovi bambini morti, donne, stragi nel mare, stragi nella terra, una tristezza veramente per tutti. Ti stai battendo per la costruzione di un cimitero islamico a Palma di Montechiaro? Sì, grazie al prefetto di Agrigento, il dottor Filippo Romano, che ci sta dando una mano per poter realizzare questo progetto per il futuro. È un cimitero dove possiamo seppellire le persone che arrivano, le persone che vivono qua di fede islamica. Speriamo che nel futuro ci saranno anche altri cimiteri, visto l'esigenza della comunità. Altre 11 salme sono ammassate a Porto Empedocle presso l'area marina, quindi altri 11 cadaveri. Sì, 11 cadaveri, purtroppo è tutto triste questo che stiamo vivendo. Preghiamo per loro che Allah li accoglie nel paradiso come martiri, visto che sono morti e le loro speranze si sono spenti nel fondo del mare, purtroppo. Gli sbarchi non si fermano, sarà un'estate calda. Visto la temperatura buona che stiamo vivendo in questi giorni, quindi sono previsti altri sbarchi, anche le guerre che ci sono in giro per il Mediterraneo indirizzano tutte le persone a poter fare questa traversata di speranza per un nuovo futuro, per la speranza dei loro figli, che purtroppo alle volte non si realizza. Scappando dalla guerra trovano la morte nel Mediterraneo. Oggi è la festa della Marina Militare. A Porto Empedocle la cerimonia alla presenza delle autorità. Il servizio di Giuseppe Moscato.
La Marina Militare Italiana celebra oggi la sua festa, una ricorrenza importante anche per l'amore che l'Italia ha per la Marina Militare. A Porto Empedocle Marina Militare vuol dire anche Capitaneria di Porto. Sì, è una data importante perché celebriamo una delle più grandiose azioni navali della Prima Guerra Mondiale, forse una delle pagine più eroiche nella storia della Marina Militare Italiana, cioè l'azione di Premuda del 10 giugno 1918, che rappresenta un esempio di coraggio, amor patrio, virtù che ancora oggi animano le donne e gli uomini della Marina Militare, che con grande sacrificio affrontano i compiti di una vita estremamente impegnativa. Come lei diceva, la Capitaneria di Porto Empedocle, in quanto appartenente alla Guardia Costiera, fa parte a pieno titolo della Marina Militare e quindi siamo qui a festeggiare la festa della Forza Armata in quanto componente essenziale per l'appunto della Marina Militare. Sì, ancora una volta la Capitaneria di Porto festeggia la festa della Marina d'Italia, che per Porto Empedocle è un evento importante, visto che la Capitaneria di Porto vive in simbiosi con la città di Porto Empedocle. Grazie al comandante e grazie alla Capitaneria di Porto per aver organizzato questa giornata, perché è una giornata che mette in luce quello che è il compito e le funzioni della Capitaneria di Porto. Un grande corpo, una grande capitaneria che nel corso degli anni ha dimostrato di essere presente sul territorio, non solo in mare ma anche sulla terraferma, col controllo delle spiagge. È chiaro che questa rappresenta un momento di festa e quindi di gioia per la Capitaneria di Porto, ma anche per la città di Porto Empedocle, che è sempre vissuta in simbiosi con la Capitaneria di Porto. La Marina Militare oggi celebra la sua festa. In provincia di Agrigento Marina Militare vuol dire Capitaneria di Porto. Vuol dire tutto, vuol dire la Marina Militare vera e propria che oggi non vediamo ma che è sempre presente nei nostri mari ad assicurare sicurezza a quelli che il comandante Ventriglia poco fa ha definito gli usi civili del mare. Il mare è un bene di tutti, ma deve essere prima di tutto un bene protetto. Il mare è pericoloso di per sé, siamo davanti a un monumento ai caduti del mare e sappiamo bene di cosa parliamo in questi ultimi anni, ma da sempre tanti pescatori, tanti mercanti sono periti per i pericoli insiti delle navigazioni. In più ci sono anche i pericoli oggi purtroppo militari, pensiamo a quello che sta succedendo nel Mar Rosso, dove le navi commerciali italiane, vitali del nostro paese, in una rotta fondamentale, vengono aggredite e attaccate dal cosiddetto movimento degli Houthi, che ha le sue basi nella penisola arabica. Ecco, la Marina serve anche a difenderci da questi pericoli e la Capitaneria di Porto in particolare, la conosciamo meglio perché opera più vicino a noi, è la forza di polizia sul mare che garantisce la sicurezza nelle acque più vicine al nostro paese. Non posso non ricordare in questa occasione i valorosi salvataggi che quotidianamente il corpo delle Capitanerie di Porto compie nel Mediterraneo a favore dei migranti che vengono posti in grave pericolo dai trafficanti senza scrupoli che li fanno partire con qualsiasi condizione di vita. Oggi siamo qui, lusingato per l'invito, peraltro sono legato tantissimo a Porto Empedocle, ci ho lavorato per più di 30 anni, oggi si celebra la festa della Marina e vuol dire anche come dicevi tu, anche Capitaneria di Porto fanno un grandissimo lavoro lungo le nostre coste ma anche sul territorio demaniale. Penso che la presenza di noi sindaci sia fondamentale. A 100 anni dall'uccisione di Giacomo Matteotti, collocata ad Agrigento una lapide nella omonima via. Arturo Cantella. Dottor Cilona, oggi una targa qui in via Matteotti per ricordare i 100 anni dall'uccisione del grande Matteotti e il pomeriggio ci sarà anche un convegno. È una giornata importante, una giornata di memoria per ricordare il sacrificio di un martire che diede la vita per la libertà, la democrazia e la solidarietà, soprattutto in favore delle classi operaie, dei lavoratori e delle lavoratrici. Un uomo di scienza e anche un uomo di diritto che pagò purtroppo con la sua vita la sua battaglia contro il regime e contro la tirannia. Quindi noi siamo qui per ricordare quel sacrificio che è un sacrificio per me giornaliero, nel senso che il ricordo deve appartenere agli uomini che credono nella libertà e soprattutto nell'armonia e nell'amore tra i popoli. Anche il Comune ha voluto essere presente con l'assessore Alfano a questo evento? Certamente, un evento importante, dimostrazione che
Alle volte si possono uccidere le persone, giammai gli ideali. Giacomo Matteotti è morto per un suo ideale di democrazia. E il mio contributo, la mia presenza qui penso che sia un atto dovuto e necessario, perché il Comune di Agrigento sarà sempre presente in tutte quelle iniziative che hanno ad oggetto il riconoscimento e il valore degli ideali e della democrazia. Giovanni Palillo qui alla commemorazione del Giacomo Matteotti, che fu un parlamentare socialista. Giacomo Matteotti è stato il vero eroe del 1900. Combatté il fascismo con tutte le sue forze, riuscì a portare il Partito Socialista nel Ponesine al 70%, fu ucciso vilmente dagli scherani di Mussolini, che poi si assunse la responsabilità della sua morte. Resta nella memoria di tutti i democratici e credo che sia quello che abbia segnato la storia dell'antifascismo più di tutti gli altri e che abbia lasciato alle nuove generazioni la possibilità di combattere ogni tipo di dittatura. Presidente, oggi lei sarà tra i relatori che ricorderà nel convegno Giacomo Matteotti e parlerà di quel momento storico in cui la giustizia, ha avuto molti limiti. Sì, un momento della cerimonia di oggi pomeriggio è dedicato alla posizione della magistratura durante il regime fascista. Come è noto a tutti, il regime fascista intervenne sullo stato giuridico dei magistrati, relegandoli a semplici funzionari dello Stato e quindi sottoponendoli a tutte le normativa anche punitiva e anche di dispensa del servizio che riguardavano i pubblici funzionari. Alla magistratura furono solte alcune competenze perché fu istituito il Tribunale Speciale che si interessava dei delitti politici, che decideva in unico grado, che poteva combinare anche la pena di morte. I magistrati furono promossi non più per meriti ma per vocazione e per indicazione del Consiglio dei Ministri. In pratica i magistrati di razza ariana furono espulsi dall'ordine giudiziario e i magistrati, i quali non erano consoni, non erano conformi alle direttive del partito, venivano anch'essi espulsi dall'ordine giudiziario. Fu imposto ai magistrati l'obbligo di iscriversi al Partito Nazionale Fascista e dichiarare di essere di razza ariana. Tutte queste norme rimasero in vigore fino alla liberazione dell'Italia, quindi alla costituzione dei governi repubblicani democratici. Perfetto, complimenti. Il coro diocesano di Graziella Fazzi si esibisce a Roma e canta per Papa Francesco, il servizio di Margherita Trupiano. Una delegazione del coro diocesano di Agrigento guidata dal maestro Graziella Fazzi ha partecipato al 4º incontro internazionale corali in Vaticano svoltosi a Roma dal 7 giugno. Un evento internazionale che dopo la battuta di arresto dovuta al Covid ha ripreso la sua attività in grande stile con la partecipazione di corali provenienti dai 5 continenti. L'evento organizzato da Nova Opera e diretto da Monsignor Marco Frisina ha visto giorni di formazione e studio, incontri, concerti e un particolare momento di gioia e commozione per la presenza di Sua Santità Papa Francesco, che ha ricevuto i partecipanti in udienza privata.
Il maestro Marco Frisina ha diretto i circa 6.000 tra orchestrali e coristi che hanno dato vita a un concertone tenutosi sabato sera in aula Paolo VI e che poi ha animato la Santa Messa di domenica a San Pietro. Per il coro diocesano l'evento ha rappresentato un'ulteriore occasione di crescita e fornito un nuovo impulso per migliorare sempre di più il servizio alla diocesi. Cerimonia a Siculiana per il ripristino di una strada impraticabile dal 2021. Ci sono le interviste di Davide Sardo. Allora, il progetto abbiamo ottenuto il finanziamento grazie alla Protezione Civile, al dottore Cocina e all'impegno dell'ufficio tecnico che immediatamente dopo quel 21 novembre del 2021 ha immediatamente prodotto un progetto esecutivo e ci siamo subito mossi perché è una via di collegamento, è una via di fuga importantissima. Tra l'altro la frana ricordo che ha comportato lo sfollamento di più di 40 famiglie, quindi è stato un momento molto drammatico. In 6 mesi siamo riusciti a far rientrare gli abitanti di Cantamatino dentro le case attraverso un lavoro urgente. Oggi è una grande festa per tutta la comunità, è una festa perché purtroppo spesso non è scontato che in meno di 3 anni si riesce a realizzare un progetto di questo tipo e di questa portata, per cui sono davvero contento e soddisfatto e voglio ringraziare quanti hanno collaborato affinché si potesse raggiungere questo risultato. Da parte mia diciamo che è stata l'esperienza più bella da sindaco, sia nella fase più drammatica perché davvero mi sono sentito sindaco nel vero senso della parola, vicino alla comunità, accanto alla comunità, in quei momenti in cui gli abitanti sono stati costretti a lasciare le loro case e quindi è stato davvero un momento difficile, però abbiamo fatto tutto il possibile da subito, hanno trovato sistemazione presso le strutture, i B&B, abbiamo dato assistenza grazie al supporto di tutti gli uffici comunali e oggi siamo qui per celebrare una festa, un momento in cui tutta la comunità riesce a raggiungere un risultato, per cui io sono davvero contento e soddisfatto di quello che oggi abbiamo fatto e continueremo a monitorare i lavori affinché tutto vada per il verso giusto. Eccellenza, a distanza di 3 anni dalla frana, finalmente iniziati i lavori di ripristino della via di fuga in via Cantamatino a Siculiana. Via di fuga nonché via di collegamento col resto del comune e del mondo, di un intero quartiere, perché si tratta non solo di poche palazzine ma di tante famiglie che sono rimaste isolate per molto tempo. E a me piace sottolineare che questa cosa nasce da una sinergia fra la prefettura, il comune e il genio civile, la protezione civile regionale, nella persona in particolare l'ingegnere Cocina che è stato prontissimo a recepire, anche suggerendo le strade per risolvere il problema, a recepire, dicevo, le richieste del comune e della prefettura. Quindi questo dimostra che quando si lavora insieme i risultati si ottengono. Certo, sarebbe bello non dover festeggiare una cosa simile, sarebbe bello che queste cose andassero de plano sempre, perché non si può lasciare per tanti anni un quartiere sostanzialmente senza un vero collegamento. Tuttavia, nel quadro in cui ci muoviamo questo è un buon risultato, è un buon successo e quindi oggi è anche giusto che lo si festeggi insieme ai cittadini. Per il sito Scala dei Turchi, questa amministrazione che lavora senza soluzione da continuità da quando si è insediata e per quanto mi riguarda anche da prima, essendo stato l'assessore a ramo nell'amministrazione che mi ha preceduta, che appunto l'amministrazione ha già deliberato in giunta una regolamentazione dell'accesso sulla Scala dei Turchi con un pass My Scala dei Turchi che
consentirà un accesso controllato e contingentato, ma ancora di più consentirà una maggiore guardiania e controllo. Chiaramente noi su delle vicende che insistono sul mare o sull'arenile non abbiamo alcuna competenza, le competenze sono altre, tuttavia nello spirito di totale collaborazione con gli altri enti, e noi già siamo in contatto, noi potenzieremo questo controllo e questa vigilanza. Lo abbiamo già di fatto con il servizio civico, portando a 11 soggetti che prima erano 4 e 6 che stanno senza soluzione di continuità nell'arco del pomeriggio e della prima mattinata sul sito, impedendo appunto che vengano violati i cartelli che già ci sono, però perché non vengono, l'area non è libera al momento, è delimitata, ci sono dei cartelli, quindi basta senso civico e rispetto della legge. Tuttavia ci rendiamo conto che è necessario potenziare ancora di più, ed è stato fatto, e lo faremo ulteriormente. Dicevo, questo passo, un passo importantissimo che segnerà il passaggio di mezzo tra la gestione del comune e la gestione della fondazione. Ribadisco, un'altra conquista importantissima, perché noi abbiamo ottenuto una legge regionale dopo 3 mesi dall'acquisizione del sito a titolo gratuito, ed è in particolare la legge numero 3 del 31 gennaio 2024 che all'articolo 28 sancisce appunto questa fondazione con anche un importo economico stabilito, che sono 194.000 euro, che per un comune piccolo è tantissimo. E questa delibera di giunta, quindi questo provvedimento transitorio, quindi nelle more della fondazione, cosa prevede? A parte il pass, il passaggio, l'accesso contingentato e un maggiore controllo e guardiania, consente anche una manifestazione, quindi una partecipazione concreta dei privati e delle associazioni senza scopo di lucro, tutti con Mai Scala dei Turchi. Scala dei Turchi è mia, a collaborare per il futuro di un grande territorio che è il territorio agrigentino, in particolare il territorio di Realmonte, nell'ottica anche di Agrigento capitale della cultura 2025, ma non solo. Questo è futuro, questo si chiama indotto, si chiama creare le condizioni affinché questi ragazzi lo possano fare veramente, il futuro a cui noi facciamo sempre riferimento. Diceva qualche giorno fa il vescovo, e chiudo, e mi piace ricordarlo, dice: ma i ragazzi domani saranno voi oggi, saranno noi oggi, quindi noi, questa classe dirigente, ha una grandissima responsabilità, che è quello di dare un esempio, ma anche di gettare le basi, ed è quello che stiamo facendo a Realmonte, con tutti i crismi, con quello che abbiamo e per il futuro. 3 giorni di festa in onore del Cuore Immacolato di Maria ad Agrigento, al villaggio Mosè. Margherita Trupiano. Don Maurizio Mangione, 3 giorni di festeggiamenti per il Cuore Immacolato di Maria, a cui questa chiesa comunque è stata intestata. Abbiamo vissuto 3 giorni di grazia e stasera è l'ultimo giorno, il momento in cui porteremo per le strade del nostro quartiere il simulacro del Cuore Immacolato di Maria, perché ognuno possa lasciare ammorbidire questo cuore mentre contempla il cuore della Mamma Dolcissima. Quest'anno, nel preparare col Consiglio pastorale i festeggiamenti del Cuore Immacolato di Maria, abbiamo pensato di dare una tematica in queste 3 giornate. Abbiamo pensato di mettere in risalto la famiglia, che è la realtà più bella che Dio ha messo su questa terra, ma che è quella realtà più attaccata, quella realtà dove il demonio vuole distruggere la famiglia, che è fondamentale. E allora in queste giornate abbiamo pregato le famiglie davanti a Gesù sacramentato. Il secondo giorno le famiglie si sono radunate qui in chiesa, abbiamo anche fatto una bella catechesi lasciandoci aiutare da Giovanni Paolo II, che ha scritto tanto sulla famiglia, e lui stesso un giorno, chiedendo: Santo Padre, quando lei non ci sarà più, come vuole essere ricordato? Lui disse: voglio essere ricordato come il Papa delle famiglie. E quindi abbiamo fatto questa bella catechesi ricordandoci che la famiglia è un dono di Dio e che nessuno deve permettersi di distruggere questa realtà fondamentale. Poi ieri sera
la parrocchia Famiglie di Famiglie ha vissuto un'agape fraterna nella condivisione, nella festa, nell'armonia, e oggi nelle varie celebrazioni le famiglie proprio si sono radunate attorno a questo cuore, che in fondo poi Maria ci dà un messaggio, e il messaggio è proprio questo, di ammorbidire il cuore rendendolo un cuore più di carne e non un cuore di pietra. E ce ne accorgiamo oggi, purtroppo in giro ci sono tanti cuori incattiviti, tanti cuori che veramente si sono smarriti. Preghiamo perché ognuno di noi possa avere un cuore bello e generoso, e che il cuore dei potenti possa privilegiare nel proprio cuore, per il bene dell'umanità, la pace, il bene comune e anche promuovendo leggi più giuste e sagge. Di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. 3 famiglie evacuate a Messina a causa di un incendio. Il servizio. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15, i vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti nella zona nord tra Acqualadrone e Spartà per un grosso incendio che ha tenuto col fiato sospeso alcune famiglie che hanno dovuto lasciare le loro case perché minacciate dalle fiamme. Ad alimentarle il forte vento, che fortunatamente è diminuito in serata. Evacuate precauzionalmente 3 famiglie. Le squadre dei vigili del fuoco, schierate a protezione delle abitazioni minacciate dalle fiamme, hanno frenato l'avanzare del fronte di fuoco. L'intervento è terminato nella notte dopo molte ore di lavoro grazie all'intervento di più squadre con le operazioni di bonifica. Sono state messe in campo 25 unità dei vigili del fuoco, 5 squadre e 3 autobotti. Da parte sua il sindaco ha attivato il COC, centro operativo comunale, con l'assessore Massimiliano Minutoli che ha la delega alla protezione civile. L'attivazione del COC dal comune è servito per coordinare le associazioni di volontariato, 5 i moduli antincendio inviati in zona per occuparsi dell'assistenza della popolazione in caso di necessità. Le fiamme infatti avevano lambito alcune case estive, ma i danni sono stati limitati. L'incendio spento e la situazione dopo la bonifica è tornata infine alla normalità. Siamo alla pagina sportiva, iniziamo con un servizio sul torneo disputato sul campo di Fontanelle in memoria di Tonino Butera. Carmelo Lentini. È stato un bel pomeriggio di sport nella struttura cittadina di Fontanelle, dove sabato scorso, 8 giugno, si è disputata la finale del secondo torneo Memorial Tonino Butera Under 17, organizzato dalla locale FIGC di Agrigento. Alla manifestazione non è voluta mancare la delegazione agrigentina del presidente e professor Angelo Caramanno, il presidente onorario regionale ingegnere Santino Loprecio e il coordinatore regionale SGS professore Stefano Valenti. In campo a contendersi questa finale sono state l'Atena e il Favara Academy, che hanno espresso un buon calcio deliziando i numerosi spettatori in tribuna. Alla fine si è imposta l'Atena con il risultato di 2-1. Tonino Butera ha avuto una vita tutta dedicata allo sport, è stato un componente della delegazione di Agrigento e da sempre nel mondo del calcio come dirigente anche dell'Aragona, coinvolto anche nella pallamano femminile e collaboratore sportivo del quotidiano La Sicilia e Televideo Agrigento. Al termine della sfida sono state premiate entrambe le squadre finaliste, le quali hanno ricevuto una coppa ciascuno consegnate dalla signora Butera e dal presidente onorario regionale Santino Lopresti. Targa di riconoscimento anche per Salvatore Butera, figlio di Tonino, ed che è stata consegnata da Piero Costanza, componente dell'AIA di Agrigento. Ed ora spazio alle interviste.
Presidente Lopresti, oggi si è ricordato un carissimo amico, Tonino Butera, che oltre ad essere stato un componente della delegazione, è stato anche una persona molto importante nel calcio agrigentino. Sì, Tonino era, dicevo questo, poco fa noi lo ricordiamo, gli intestiamo un trofeo, questo è il secondo, e quando si fa la delegazione, fa una scelta di questa, non lo fa perché vuole ricordare una persona o semplicemente una persona, vuole ricordare perché è una persona che ha un esempio positivo per il mondo dello sport, e Tonino era questo, quando scriveva, quando andava sui campi, quando lavorava insieme a noi e tanti di noi, voglio dire, lo faceva per questo motivo. Io lo ricordo da tempi lontani, quando io ero a Grotte, ero il presidente del Grotte, perché sempre mi chiamava, sempre la passione, poi dove c'era un campo e c'era lui, era pronto, diciamo, senza chiaramente ricavarne risorse o semmai mettercele, quindi per questo motivo noi vogliamo ricordarlo, per trasmettere a queste giovani generazioni un esempio positivo di una persona dello sport. Presidente Angelo Caramanno, dunque oggi la FIGC di Agrigento ha voluto un po' ricordare Tonino Butera, un amico di tutti. Sì, oggi si è concluso questo torneo, il secondo memoriale Tonino Butera, un nostro amico, un componente della delegazione, quindi noi ci teniamo tantissimo ad onorarlo con questo torneo e siamo arrivati alla conclusione degna di quello che è il torneo, con una bellissima finale tra Favara Academy e Atena, vinta dall'Atena 2-1 ma con molto combattuta, e i ragazzi hanno veramente dato il massimo con questo caldo e quindi diciamo che siamo soddisfatti, nemmeno un ammonito, quindi diciamo che tutto è andato per il verso giusto e siamo molto contenti della partecipazione. Abbiamo avuto pure il piacere di avere il presidente Lopresti, il coordinatore Valenti e tutta la delegazione presente, e quindi diciamo che tutto è andato per quello che noi cercavamo di portare a bordo, e quindi siamo molto soddisfatti di ciò. Stefano Valenti, coordinatore della SGS della Regione Sicilia. Quante trasmissioni a Televideo Agrigento con Tonino Butera arricchiva quelle puntate che ancora oggi moltissime persone ci ricordano e che faceva passare proprio un'ora in lieta compagnia, fatta anche con una persona molto competente. Sì, Tonino era una persona eccezionale, ce lo trovavamo sempre, dappertutto, e grazie a lui tante trasmissioni che abbiamo fatto in TV arricchivano veramente tutto quello che si poteva avere, una persona eccezionale, una persona preparata, una persona disponibile per tutti. Io oggi sono qua, in un certo senso dispiace assistere a una partita per ricordare Tonino, perché significa che Tonino non c'è più. D'altra parte fa piacere ricordarlo, perché giocare a calcio ha anche questa stupenda, diciamo, attività, è quella di ricordare nel miglior modo possibile le persone che si sono contraddistinte in questo settore. Tonino era uno di questo, e quindi ricordarlo attraverso questo torneo che Angelo Caramanno gli ha dedicato a livello di fine stagione, chiaramente è un motivo in più per farlo rimanere sempre vivo nei nostri ricordi. Abbiamo qua la figlia di Tonino Butera, Ilaria, ecco, anche lei è nel mondo del calcio, fa parte della direzione dell'AIA di Agrigento. Oggi si è ricordato tuo padre, una figura molto importante che ha lasciato qualche cosa di importante anche a voi figli. Sì, oggi è stata la finale del torneo dedicato a mio padre, ringrazio la delegazione di Agrigento per aver organizzato questo torneo. Oggi siamo alla seconda edizione, spero che si possa continuare questa scia, perché mio padre ha fatto tantissimo per il calcio, tantissimo per lo sport, era amico di tutti, quindi diciamo che ricordarlo è, diciamo, importante, non che noi lo ricordiamo ogni giorno, però diciamo questo è un evento particolare per tenerlo in mente, tenerlo in memoria, e soprattutto farlo conoscere anche ai ragazzi che non hanno avuto magari il piacere di conoscerlo in prima persona, per trasmettere loro i valori che mio padre trasmetteva agli altri e trasmetteva soprattutto a me e mio fratello. Ci ha fatto legare tantissimo al calcio, e quindi diciamo che siamo tutti coinvolti. Calcio, oggi si parla di futuro in Casa Acragas. I dettagli ancora con Carmelo Lentini. Novità all'orizzonte in Casa Acragas. L'attuale società è pronta a riunirsi per organizzare la prossima stagione.
e lo farà proprio questo lunedì pomeriggio e che vedrà la presenza di diversi addetti ai lavori, molti dei quali in passato hanno avuto un ruolo in biancazzurro. Infatti gli attuali Carmelo Callari, Giuseppe Deni, Baldo Veneziano, Giuseppe Cammarata e Dario Scozzari si prevede anche la presenza di Giovanni Castronuova, storica figura cragantina, e probabilmente anche quella di Graziano Strano in questi ultimi giorni in città. Cosa ne potrà uscire fuori? Si va verso l'unione? Infatti talvolta si dice che l'unione fa la forza. E poi ci potrebbe essere anche l'unità di intenti. Certamente le ultime novità riguardanti la futura posa delle Torri Faro ha risvegliato un po' di entusiasmi ed ora le indiscrezioni stanno portando verso tante direzioni. Il tifoso biancazzurro sogna, ma abituato ai famosi colpi di coda improvvisi, se ne sta affacciato alla finestra, in attesa di concretezza. Intanto nel prossimo campionato di Serie D cambia il numero degli under obbligatori da schierare in campo, che così scende da 4 a 3 per la prossima stagione. Una decisione presa in condivisione con le società a seguito del cambiamento della norma sul vincolo e delle variazioni regolamentari dei campionati giovanili professionistici. Intanto entro il prossimo 12 luglio 24, ore 18, le società aventi diritto di Serie D devono, a pena di decadenza, formalizzare l'iscrizione al prossimo campionato, provvedendo, secondo la modalità online, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al campionato nazionale di Serie D e della modulistica allegata. Lo ha stabilito con un proprio comunicato ufficiale la Lega Nazionale Dilettanti, che invita le società partecipanti a iscriversi attraverso il portale Società LND. E concludiamo con l'eccellenza. Nella partita di ritorno delle semifinali del primo turno della fase nazionale degli spareggi tra seconde classificate del campionato di eccellenza, il Modica, pareggiando in casa 2-2 contro l'Aurora Alto Casertano, e in virtù del successo in trasferta della gara d'andata conquista chiaramente la finale, dove per il secondo turno, ironia della sorte, affronterà il Pompei, che a sua volta aveva eliminato la Pro Favara. Contro l'Aurora Alto Casertano è stato più difficile del previsto, poiché per buona parte del match la squadra ospite era stata in vantaggio per 2-1. Poi c'è stato il gol della vittoria segnato da Savasta. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.